Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi Kasparov ci mostrerà quanto non bisogna farlo arrabbiare, perché sì, lui alla fine è una persona buona, ma quando si arrabbia non ce n'è per nessuno. Allora, la partita è stata giocata col bianco dal gran maestro tedesco Robert Hübner e col nero il grandissimo Garry Kasparov. Lasciami dire due parole sul bianco, poiché è un giocatore fortissimo sicuramente, ma non, no, tra i più noti. Lasciami dire due parole. Allora, era un forte giocatore tedesco ed è considerato il secondo più forte giocatore tedesco dopo Lasker. Raggiunse come vetta di Elo 2650, quindi stiamo parlando di un punteggio altissimo, e nel match del 1971 a Siviglia pareggiò 6 partite contro Petrosian, perdendo poi la settima, lamentandosi del casino in sala da parte del pubblico, quindi poi abbandonò il match. E addirittura una variante della Nizzo indiana prende il suo nome, in particolare questa variante. Aspetta che andiamo un attimino fuori tema. D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo C3, alfiere B4 e ora su E3, C5 questa variante prende proprio il suo nome. Quindi è assolutamente uno scacchista che ha dato un buon contributo anche alla teoria degli scacchi. Ma vediamo ora la nostra partita. Tra l'altro, piccola parentesi, Kasparov in questa partita aveva 22 anni e a 22 anni lui vinse il titolo come campione mondiale di scacchi, quindi era assolutamente in forma. E noi sappiamo che la caratteristica di Kasparov è che è un grandissimo giocatore d'attacco e anche se in questa partita giocherà col nero farà valere le sue ragioni. La partita apre con C4, partita inglese, una delle aperture diciamo meno mainstream, no? Solitamente siamo abituati a E4, D4, C4, una partita, un'apertura che però può talvolta riversarsi poi in altre aperture più note. E5, cavallo C3, D6, D4, interessante variante, pedone per D4, donna per D4 ed ora il bianco possiede una donna al centro che è molto forte perché controlla un mucchio di case. Qual è il problema? È vero che la donna al centro è fortissima, guarda qui quante... No, beh, queste qui non le può controllare perché c'è il pedone. Controlla veramente un mucchio di case. Qual è il problema di questa donna al centro? È che è facilmente spostabile tramite cavallo C6. Quindi è vero che la donna al centro controlla un mucchio di case, ma se è facilmente spostabile dal centro, in realtà non è così forte. Vediamo come continua la partita. Cavallo F6, una mossa di sviluppo, prima o poi comunque questo cavallo C6 verrà giocato appunto per spostare la donna. E ora pensiamo al bianco, no? Il bianco che si trova in questa situazione gioca G3, tipica mossa nella partita inglese di sviluppare l'alfiere campochiaro in fianchetto. Cavallo C6, finalmente ora questa donna è minacciata. La donna si sposta e ora ci sono due alternative principali, una è quella di andare in D2, l'altra è quella di andare in E3. Lo so che entrambe non sono posizioni felici, però la teoria consiglia questo. Donna D2 viene scelta dal bianco, chiaramente va a tappare questo alfiere camposcuro e quindi è un po' un problema per il bianco. L'unico modo per cercare di fargli prendere vita a questo alfiere sarà ancora una volta quello di spostare questo pedone e mettere poi questo alfiere in fianchetto. Alfiere 6, mossa di sviluppo da parte di Kasparov, ma allo stesso tempo di attacco perché minaccia quel pedone C4 e ora il bianco deve prendere provvedimenti. Lo fa con cavallo D5. Ora questo cavallo ha sicuramente un ottimo avamposto. Kasparov risponde con cavallo N5, minacciando ancora quel pedone. E se quel pedone cade, poi cadrà anche il cavallo. B3 è dunque la mossa di risposta da parte del bianco, è una mossa che alla fine da un certo punto di vista lo aiuta, anche perché l'idea, come avevamo detto, di mettere l'alfiere camposcuro in fianchetto, in più si è creata anche una solida catena pedonale. È il turno del nero, Kasparov. Ora capisci che qui il nero non può giocare alfiere 7 a rocco corto, poiché questo cavallo va a pappare l'alfiere, no? Quindi Kasparov dice, io prima di giocare mosse di questo tipo, intanto ti faccio cavallo in E4, ti minaccio la donna, ma non è una semplice mossa di minaccia, perché su donna E3
Ora è la donna che minaccia questo cavallo e questo cavallo, come preventivato già nella mente di Kasparov, va in C5. E C5 è una postazione favolosa per questo cavallo, è un ottimo avamposto. Quando è che si ha un avamposto? Quando il cavallo, in questo caso il cavallo, riesce a prendere una posizione dove è difficilmente scacciabile. In effetti l'unico modo per scacciare che ha attualmente per scacciare questo cavallo è una spinta B4, ma una spinta di pedone B4 renderebbe poi debole la struttura pedonale del bianco, quindi lì il cavallo sta veramente veramente molto bene. In più ora i due cavalli in realtà attaccano su uno stesso punto che attualmente non fa nulla, però in futuro il bianco non potrà mai giocare la spinta di questo pedone perché altrimenti uno dei due cavalli si può insediare in questo punto. Alfiere B2, si sviluppa l'altro alfiere, adesso c'è un doppio attacco su questo cavallo in E5. C6, si risponde con una minaccia, finalmente quel cavallo si può togliere da lì, anche il bianco aveva un forte avamposto, però tramite la spinta di pedone C6 questo cavallo si può togliere, il cavallo va in F4, con l'idea eventualmente anche in un futuro di cambiarlo con l'alfiere, e adesso Kasparov inizia a nervosirsi perché dice, oh ma questo avversario qui inizia a darmi fastidio, cavallo G4, ti minaccio la donna. Donna di 4, la donna si sposta e adesso ragazzi, tocco di classe di Kasparov, cavallo in E4. Riesci a capire il senso di questa mossa? Rivediamola, cavallo in E4. Qui il bianco giocò alfiere in H3. Mi sai dire perché il bianco non può catturare il cavallo? Vediamo un po' se la trovi la mossa, ti lascio 10 secondi per pensarci. In caso di cattura, è vero che il nero ha perso un cavallo, ma ora c'è donna in A5, è l'unico modo ora per scacco, l'unico modo per il nero ora è spostarsi. Se interpone l'alfiere, ci pappiamo l'alfiere. Quindi scacco, re in D1 e adesso il cavallo può pappare in F2 con attacco doppio su donna e re e quindi si perde la donna, motivo per cui quel cavallo in E4 per il momento è intoccabile. Viene giocata la mossa alfiere in H3, Kasparov gioca donna 5 comunque, re in F1, adesso a differenza di prima adesso il re può andare in F1 perché il bianco ha tolto l'alfiere, prima non poteva. Re in F1, cavallo cattura su F2, alfiere per E6, F per E6, cavallo per E6 e adesso re di 7. Kasparov continua con un piano molto semplice, quello di al più presto di togliere questo alfiere, mettere in comunicazione le torri e portare tutti i propri pezzi all'attacco, dato che comunque anche il re avversario ha perso l'arrocco e quindi rimarrà al centro. Non è una situazione bella, qui l'ideale sarebbe appunto piazzarci una torre che va proprio a fare pressione sul re avversario. Cavallo in H3. Cavallo in H3 sembra una mossa suicidio perché il cavallo del bianco è in presa. Il fatto è che i due cavalli del nero si guardano, quindi se uno dei due cavalli va via, l'altro cade. Infatti è proprio quello che succede in partita, cavallo per H3, donna per E4. Attualmente ora, nonostante Kasparov sembra che abbia fatto mosse eccezionali, e in realtà le ha fatte, se guardiamo il materiale presente è praticamente pari, sia come numero di pedoni, che sono 3, 4, 5, 6, 6 pedoni a testa e 2 pezzi leggeri a testa, quindi la situazione sembra pari. Ovviamente tu sai che per valutare una posizione non devi guardare solo il materiale, devi vedere tanti altri fattori e chiaramente il motore scacchistico dà un vantaggio a Kasparov proprio per anche la posizione così esposta da parte del re bianco. È il turno di Kasparov che gioca torre in E8, la torre minaccia il cavallo, dietro c'è anche la donna e il bianco gioca cavallo C5 scacco, quindi ora il nero non può ancora catturare la donna, c'è lo scacco e ora
donna cattura cavallo, il bianco trova questa mossa molto carina, donna G4 con attacco doppio, il re si sposta e il bianco cattura un pezzo. Ancora una volta il bianco ha trovato un modo per rimanere in parità di materiale. Alfiere in E7, lasciando libero questo punto G7 che è chiaramente un pedone, quello che si chiama un pedone avvelenato che forse conviene non prendere. Il bianco se ne frega e ora torre in F va in H8 scacco. Chiaramente quella torre è impresa dall'alfiere, il bianco accetta anche perché probabilmente forse non ha di meglio in questa situazione, alfiere per torre, torre scacco. Quindi sacrificio di qualità da parte di Kasparov. Ora il re è un po' in balia degli attacchi del nero. Re in E1, donna in F2, la donna è supportata dalla sua torre, non può essere catturata. Re di 1, donna di 4 e adesso c'è assolutamente uno scacco con un attacco doppio anche su torre in A1, perciò ora il re deve spostarsi per mettere in collegamento le due torri. Ora finché il re non è sulla prima traversa le torri non comunicano e quindi sono possibili prede da parte del nero. Re in C2 invece è una mossa buona. Tuttavia ancora c'è donna E4, sempre con un attacco doppio, il re non può tornare mai in prima traversa altrimenti perde la torre in H1. Re in D2, ora che il re si è messo su casa scura, può arrivare l'alfiere camposcuro a dare una mano all'attacco. Alfiere G5, re C3, donna in E5, re C2. Ah no, scusami, qui il bianco abbandonò. Perché? Perché ci sono due possibilità. La prima è re C2 e qui si cattura di donna e buonanotte, la partita poi finirà fra qualche mossa. Se anziché re C2 qui il bianco gioca re B4, allora c'è re B6 per dare una mano a sostenere le manovre della donna. Il re deve fuggire da questa situazione, donna 5, re B2, donna D2 scacco, il re ritorna in A3, adesso c'è alfiere in F6 e per esempio su torre in A va in B1 c'è semplicemente donna in A5, scacco matto. Quindi è stata una partita assolutamente aggressiva, il bianco hai visto si è riuscito a difendere benissimo per quello che ha potuto. Poi purtroppo si è ritrovato con il re al centro e vabbè, Kasparov purtroppo non perdona se hai il re al centro. Bene, spero che anche la partita di oggi ti sia piaciuta, ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!